ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. I lavoratori portuali dovrebbero incontrare sabato a Trieste il ministro Patuanelli. Prosegue intanto la protesta in città. Al momento 200 persone sono in Piazza Unità, mentre una ventina al Varco 4. Prosegue la protesta No Green Pass a Trieste, dove sabato è prevista la presenza del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. Il rappresentante del governo dovrebbe incontrare una delegazione dei manifestanti che chiederà, come più volte ribadito, l'abolizione dell'obbligo della certificazione verde per i lavoratori. Dopo le tensioni di ieri e gli scontri con la polizia, stigmatizzati anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che da Pisa ha parlato pure della necessità di contrastare le derive antiscientifiche in materia di vaccini, ieri sera una parte dei manifestanti è rimasta in Piazza Unità, dove ha trascorso la notte, mentre altri si sono spostati nel Porto Vecchio. Oggi i lavoratori portuali e No Green Pass si dividono tra la principale piazza cittadina, sono circa 200, e il Varco 4, dove la protesta è cominciata. L'accesso al Molo Settimo è presidiato da un imponente sistema di sicurezza. La strada dei Campi Elisi, che conduce all'ingresso al porto, è parzialmente bloccata al transito. Il porto di Trieste resta operativo, vi si accede attraverso il Varco 1, anche questo presidiato dalle forze dell'ordine. In Piazza Unità la situazione è tranquilla, la polizia vigila sulla prefettura, i carabinieri sul Palazzo della Regione. Attendiamo che chi ieri ha preso l'impegno in cambio dell'incontro con il governo a non fare manifestazioni lo faccia rispettare. A dirlo il prefetto di Trieste Valerio Valenti in merito al presidio No Green Pass che sta proseguendo in Piazza Unità. L'invito spiegato è a far defluire la piazza. All'incontro di ieri con i manifestanti in prefettura, ricordato Valenti, c'erano sia portuali che esponenti del mondo No Green Pass. L'impegno preso da loro è a non fare altre manifestazioni, altri bivacchi in nessun'altra parte della città. Ieri sera, siccome era tardi e tante persone venivano da fuori, era stato spiegato che ci poteva essere un posto per sostare in Porto Vecchio, ma non per continuare il presidio. Nella giornata di oggi, conclude, i manifestanti avrebbero dovuto pian piano andarsene e raggiungere ciascuno le proprie abitazioni. Al momento non abbiamo richiesti manifestazioni in città. E per un aggiornamento in diretta da Trieste ci colleghiamo con Paola Treppo, che si trova nelle vicinanze del Varco 4. A te la linea, buongiorno. Sì Alexis, siamo al Varco 4 del Molo Settimo, la situazione è tranquilla, non ci sono manifestanti, l'accesso è libero, li vedete, i mezzi pesanti sono in coda per entrare come sempre al porto. E come avete già detto, lo spiegamento di forze è importante comunque per il presidio affinché non ci siano altre eventuali manifestazioni. Abbiamo il 13° Reggimento di Gorizia e da Mestre il 4° battaglione per quanto riguarda i carabinieri per la Polizia di Stato, il reparto mobile di Padova, più personale della Questura di Trieste, del Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo Giuliano. Vedete in fondo anche la polizia locale. La situazione è tranquilla, sono in fase anche di sistemazione, vedete le barricate, ma sostanzialmente il presidio dove i manifestanti avevano attivato la loro protesta, che qui sulla mia destra è completamente libero, ripeto, non ci sono manifestanti e la situazione è completamente tranquilla. Anche la viabilità l'abbiamo fatta, l'abbiamo percorsa prima per raggiungere il Varco 4 del Molo Settimo, ripeto, era libera, quindi non c'è alcuna problematica. I manifestanti sarebbero 50 in questo momento in piazza, divisi tra la prefettura e il palazzo della regione. Per il momento quindi qui la situazione è tranquilla, è tutto, magari vi richiederemo la linea più tardi per aggiornarvi della situazione in piazza. Grazie alla nostra Paola Treppo, in diretta da Trieste assieme a Simone Caramaschi. Proseguiamo con il nostro telegiornale, le notizie di cronaca, un morto e un ferito grave in autostrada, grave incidente verso le 4:30 di questa notte nel tratto a 3 corsie della 4, poco prima di Meulo Roncada in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato un auto articolato fermo nella piazzola di Sosta, nell'impatto è morta una persona, mentre l'altra, entrambe a bordo del furgone, è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, 118, Vigili del Fuoco, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso. Per consentire l'arrivo dei soccorsi sono state chiuse la corsia di marcia e quella veloce nel breve tratto dell'incidente, mentre i veicoli potevano proseguire sulla terza corsia. La situazione è tornata alla normalità verso le 7.
Il sole abbagliante del primo mattino e una svolta affrontata con una curva troppo stretta sono alla base dell'incidente che si è verificato questa mattina in Baldasseria, quartiere a sud di Udine. Erano circa le 8:15 quando un automobilista proveniente da Piazzale Cavalcaselle, intento a immettersi in via Romanza, ha inavvertitamente centrato una donna di 69 anni che stava attraversando la strada sulle strisce. La signora è finita malamente a terra assieme alla bicicletta portata con sé a mano. Sul posto immediatamente accorso il marito, un nonno vigile che aveva appena finito di prestare servizio davanti a una scuola della zona. Sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi, gli agenti della polizia locale di Udine per rilievi per la 69enne, diverse contusioni, alcune ferite, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. I sindacati della sanità pordenonese denunciano ancora una volta la cronica carenza di personale in concomitanza con l'inaugurazione della cittadella della salute a Pordenone. Senza professionisti, dicono, le strutture perdono la loro importanza. Le nuove strutture sanitarie sono fondamentali, ma senza personale rischiano di essere depotenziate. Questo il messaggio lanciato dai sindacati della sanità pordenonese, anche attraverso un volantinaggio, contestualmente all'inaugurazione della cittadella della salute di via Montereale. La cittadella è una struttura molto importante per la sanità pordenonese, però con i muri non si fa sanità, bisogna avere anche il personale. La protesta è una protesta unitaria di CGIL, CISL, UIL, Nursing e dell'RSU aziendale, quindi siamo compatti per dire basta a questa gestione della sanità. O si cambia rotta o la sanità di questa provincia va al collasso. Non più tardi di venerdì la scorsa settimana la direzione con una circolare interna ha fatto bloccare le ferie di tutto il personale proprio perché manca personale e non si può dare la colpa ai Novax o chi non si è vaccinato perché la situazione è drammatica e già da prima, quello che stiamo denunciando da 1 anno e mezzo. L'obbligatorietà del Green Pass e la sospensione di alcuni medici e infermieri non ha fatto che peggiorare la situazione. Si sapeva che arrivava il 15 di ottobre, bisognava attrezzarsi per tempo, come non si è attrezzati l'anno scorso per la seconda ondata autunnale della pandemia, non ci stiamo neanche attivando e non ci stiamo attrezzando neanche in questo momento. Questa è una cosa gravissima. Sono previste in questo momento una campagna di assemblea a tappeto per quanto riguarda il personale, per informare e soprattutto per avere rimandi da parte loro. Stiamo organizzando alcune cose che in questo momento la teniamo ancora in serbo, però non ci fermiamo qua. Vice sindaco Marco Mazzilis, Fabio Cescutti, Anna Primus, assessori, e questa è la nuova giunta che guiderà il comune carnico di Comeglian, retto dal sindaco Flavio De Antoni. Pronta la nuova giunta che guiderà il comune carnico di Comeglians, retta dal sindaco Flavio De Antoni, già primo cittadino in passato di questa stessa municipalità della montagna. Vice sindaco è Marco Mazzilis, con delega alle attività produttive, commercio, agricoltura e programmi comunitari. Fabio Cescutti è assessore allo sport, a protezione civile e ambiente. Anna Primus è assessore invece alle politiche sociosanitarie. I consiglieri con delega speciale sono Dario Palmano, che seguirà la parte del patrimonio, Lucia Gussetti con incarico in ambito istruzione, Valeria Danelutti per le politiche giovanili e Clara Intiglia, infine, che si occuperà di tutto ciò che attiene a cultura e famiglia. Tra gli impegni della nuova amministrazione comunale anche quella del rilancio del territorio sul fronte turistico e la valorizzazione dei beni comunali, tra cui il Palazzo Botter. Il scrittore Paolo Rumiz ha presentato ieri sera il primo appuntamento teatrale sulle tracce dell'autore che questa sera riceverà il premio Credit Agricole Friuli, una vita per la scrittura. Un comodino, un libro, un quaderno, una valigia con la mia roba. Al Capitol di Pordenone lunedì sera è andato in scena il primo di 3 appuntamenti teatrali del Festival Dedica, in corso fino a sabato, incentrato sullo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Sul palco Massimo Somaglino, l'attore e regista friulano che ha curato anche la drammaturgia del Viaggio immobile, la lettura teatrale tratta dal libro Il Ciclope di Rumiz, accompagnata dalle musiche originali dal vivo di Mario Arcari, che con il clarinetto ha creato le atmosfere suggestive nel quale Somaglino ha innestato un'interpretazione capace di rendere tutta la densità del Viaggio immobile che Rumiz ha compiuto e narrato nel libro.
Un'avventura dell'anima in un'isola uncinata al cielo con le sue rocce plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il blu, un faro tuttora decisivo per le rotte che legano Oriente e Occidente. E sempre al Capitol questa sera è attesa la presentazione del nuovo libro di Rumiz. Nel corso della serata, intitolata Una storia d'argento e zaffiro, l'autore parlerà al pubblico del suo ultimo nato, Canto per l'Europa, edito da Feltrinelli, nel quale ripercorre una leggenda, un mito che parte dalla Siria, passa per la Turchia e arriva fino al vecchio continente, e lo fa con la sapienza delle parole, con la bellezza di uno sguardo sempre assetato di conoscenza e desideroso di portare al lettore nuove storie. Nell'occasione Rumiz riceverà il premio Crédit Agricole Friuladria, Una vita per la scrittura, riconoscimento istituito dall'Istituto Bancario che da anni sostiene il festival. Lo spettacolo La Cragne è aperto al Ristori di Cividale, la rassegna di teatro in friulano. Con La Cragne, drammaturgia di Carlo Tolazzi, prodotta dall'Associazione Teatrale Friulana in collaborazione con la Compagnia Teatrale di Ragogna, per la regia di Daniela Zorzini, al Teatro Adelaide Ristori di Cividale si è svolta l'apertura di stagione autunnale del Teatro in Marilenghe, rassegna di 5 appuntamenti domenicali tutti alle ore 17:30, organizzati da Teatro Maravea in collaborazione con il Comune della cittadina longobarda, allo scopo di avvicinare il pubblico alla cultura e lingua madre attraverso storie di vita del nostro popolo, anche in chiave ironica, pur dimostrare l'autenticità della tradizione friulana. Carlo Tolazzi, friulano con ascendenze carniche, non è nuovo al pubblico, essendosi fatto conoscere a livello nazionale con l'atto unico Cercivento, tratto dal suo libro Prima che sia giorno, andato in scena a luglio per la stagione prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Con La Cragne, drammaturgia tratta dall'omonimo testo ambientato nel vissuto calcistico di Litighi e Iat, soprannomi affibbiati da bambini ai due protagonisti, Tolazzi ripercorre la vita di due ex calciatori di Serie A cinquantenni, uno rimasto nell'ambiente come dirigente e l'altro malato di SLA, per far emergere tutto quello che sta dietro il mondo del calcio. Ai due interpreti, Paoli Nauli e Tiziano Cossettini, che rivestono i panni di due ex calciatori corrotti, è affidato il ruolo di indagine sulla parte oscura, sporca e mafiosa che gravita nel mondo del calcio e che nulla ha a che fare con il puro gioco. C'è stato un giorno in cui hanno sepolto nella memoria il puro gioco che ha tradito il bambino per l'uomo, facendo diventare normale l'utilizzo di pillole, flebo, iniezioni intramuscolari, partite truccate, scommesse e luci rosse, immersi nella Cragne. Il 31 ottobre, sempre al Teatro Ristori, sarà la volta di Affars di Famee, commedia presentata dalla compagnia All'ombra del campanile di Passons. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.